Rieccoci, ultima parte di Primus Inter Pares, appuntamento al mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, ospite il professor Luigi Dalpaus, ingegnere e professore emerito idraulica dell'Università di Padova. Abbiamo parlato di tante cose, adesso dobbiamo parlare di una cosa più piccolina, che poi tanto piccolina non è, che è questa opera incompiuta che si chiama Idrovia di Padova. Vediamo il servizio e poi ne parliamo. Nessuna amministrazione pubblica può essere condannata né a completare né a demolire l'opera. Parole recenti della Corte dei Conti, che ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Associazione Salvaguardia Idraulica del Territorio Padovano e Veneziano, la quale chiedeva il completamento o in alternativa lo smantellamento di quella che a tutt'oggi è una grande incompiuta del nostro paese, ferma da 35 anni. Concepita nel lontano 1963 come collegamento fluviale tra le zone industriali di Padova e Venezia, l'idrovia fino ad ora è costata 47 miliardi, oltre a 6 milioni per la manutenzione. Dei 28 chilometri totali previsti, ad oggi ne sono stati realizzati solo una quindicina, il tratto iniziale tra Padova e il Brenta e quello finale tra il canale Novissimo e la Laguna, oltre a 13 ponti, un viadotto, una traversa e una chiusa mobile. Nel 2015 la Regione aveva commissionato il progetto preliminare per completare l'idrovia, che grazie alla sua portata di 350 metri cubi al secondo avrebbe avuto anche la funzione di scolmatore del Brenta, parte di un piano di 3,2 miliardi per la salvaguardia idraulica del territorio, ideata in seguito all'alluvione del 2010. Il tutto però si è risolto con un nulla di fatto. Nel marzo scorso 31 comuni, capitanati da Vigonovo, avevano raccolto altrettante delibere dei consigli comunali e le avevano inviate all'allora ministro Toninelli, chiedendo a gran voce il completamento dell'opera. Per finirla, secondo l'avvocatura regionale, servirebbero altri 512 milioni e mai da Roma sono giunte risposte a Venezia circa il suo finanziamento. Tutto allora resta fermo in attesa di capire se la situazione si sbloccherà mai. Sì, ho preso pure 47 miliardi di lire, non di euro, perché avrei preso paura. E quella roba lì la chiamo roba perché davvero noi riusciamo a fare delle incompiute che meritano di essere chiamate robe. Insomma, secondo me quel canale potrebbe, dal punto di vista della sicurezza idraulica della bassa padovana, anche del veneziano, potrebbe dare un buon contributo, perché potrebbe permettere innanzitutto di dare flessibilità di manovra al nodo idraulico di Volta Barozzo e potrebbe in questo senso da una parte consentire di scolmare le piene del Bacchiglione in arrivo da monte, perché da monte possono arrivare 700-800 metri cubi secondo lungo lo scaricatore, ma lungo il Roncaiete non ne possono andare più di 500, altrimenti il Roncaiete esonda. E quindi si potrebbero togliere 250 metri cubi secondo a Volta Barozzo dallo scaricatore, portarli lungo il canale di San Gregorio e il Piovego al Brenta e poi toglierle subito attraverso l'idrovia usata come scolmatore. Però questa idea si convince, non convince, non so. Perché non convince? Ma ci sono anche comuni che si oppongono, tipo Mira, tanto per dirne uno, no? E non si capisce mai perché. Poi secondo me quest'opera potrebbe anche avere una valenza dal punto di vista trasportistico. Ma hanno fatto i ponti bassi lì, proprio per ma le chiatte ci passano, solo che bisognerebbe che si desse il via a questo approdo esterno alla laguna, no? Perché in quel modo si potrebbero interessare anche tutti gli altri porti che sono lungo il cosiddetto sistema idroviario padano, che diventerebbe qualcosa di significativo dal punto di vista del trasporto fluviale se si facesse questo. Poi c'è indubbiamente un interesse dal punto di vista ambientale, perché dal punto di vista ambientale noi toglieremmo traffico, perché molte merci potrebbero essere convogliate attraverso l'idrovia verso Padova, ma anche verso le altre. Io credo, professor Paolo, che questa soluzione sia impossibile che si avveri.
quella del trasporto per me. Ma Io mi questo non lo accontenterei so. che quell'idrovia servisse per evitare, come diceva lei prima, che molti milioni di metri cubi d'acqua Sì. inondassero la città di Però, Padova o nelle vicinanze. dal punto di vista trasportistico, no? Non sono i progettisti a determinare la validità o la non validità della soluzione, sono gli operatori economici, e io credo che se si realizzasse un approdo esterno dal quale muovere verso i porti che sono collegati attraverso il sistema idroviario padano, un qualche interesse ci sarebbe, perché potremmo arrivare fino a Milano se facessimo quello che dobbiamo fare. Ma io dico, Ma non c'è la volontà. Ma non c'è la volontà, e non c'è neanche la volontà per difenderci dal punto di vista della sicurezza Ma idraulica. le spiego, professore, uno fa un ragionamento, lasciamo stare il reparto commerciale che in questo caso, come ha detto lei, gli imprenditori stessi avrebbero un guadagno oltre che un impatto nel territorio importante, ma anche da un punto di vista di inondazione del territorio, no? Uno dice, se Padova esonda il Bacchiglione o gli altri fiumi vicino, e per riparare poi lo Stato deve sganciare soldi ai vari comuni per tutti i danni che subiscono i cittadini. Se uno quei soldi lì li spende per sistemare l'idrovia, non guadagna e non vede in prospettiva qualcosa di utile. Ma perché si evita di fare un ragionamento che è di una banalità detta così proprio da bar? Sembra un ragionamento da banalità da bar. Ma credo che la piena del 2010 abbia prodotto danni nel Padovano per oltre un centinaio di milioni, no? Allora, se tu, ed è stata una piena, vabbè, insomma, non proprio estrema, importante, ma non estrema. Certo, non cattiva. Se noi pensiamo a questo, non c'è dubbio che ci conviene prevenire attraverso un'opera adeguata piuttosto che subire. Ma sembra difficile far capire questo. Ecco, ma lei che è stato uno dei promotori perché ciò avvenga, chi al di là di qualche paese limitrofo che può dire di no, però se è uno che dice di no e 10 che dicono di sì, insomma la democrazia in Italia, almeno spero, mi auguro ci sia, la maggioranza dovrebbe vincere. Non c'è una volontà proprio di terminare questa incompiuta che ha un'utilità incredibile, non riesco a capire il perché, non lo capisco neanch'io. E purtroppo, secondo me, di opposizioni dichiarate ce ne sono alcune, no? Ma secondo me ci sono opposizioni latenti da parte di chi magari pubblicamente dichiara di non essere contrario e però dopo nei fatti non si comporta di conseguenza. Senta, professor Da Paus, è chiaro che in conclusione di questa puntata il clima sta cambiando, succedono dei temporali violenti certo, che prima non succedevano nel nostro territorio, non nevica più, prima una volta nevicava, sta cambiando completamente sì. E si può far fronte a questo oppure anche qui dobbiamo attendere la mano del cielo? Dobbiamo far fronte, nel senso che prima citavo i tornado non arrivano mai. Prima citavo i rapporti dell'IPCC, no? Sicuramente quei rapporti non solo danno un'indicazione su effetti che ci dobbiamo aspettare, ma danno anche indicazioni sui provvedimenti, e i provvedimenti fondamentalmente sono quelli indirizzati a contenere le emissioni, perché poi sono le emissioni di anidride carbonica che producono queste conseguenze. Quindi è necessaria una conversione dell'energia o del tipo di energia che noi utilizziamo, e soprattutto certi sprechi dovrebbero essere evitati. E quindi l'ultimissima invece per quanto riguarda l'ospedale di Padova, nell'ipotesi di 20 anni fa dove essere costruito a Padova Est, era una zona davvero molto pericolosa per quanto riguarda il suolo. Dove lo costruiscono, che hanno ormai deciso, è più tranquilla di quella lì? No, perché ho letto un articolo suo che non è tranquilla nemmeno quella. No, perché, nemmeno quella. Perché se uno nella situazione attuale, se uno simula uno scenario credibile quando si presentasse un evento estremo, il Piovego sarebbe rigurgitato dal Brenta ed esondando in sinistra all'altezza di Camin, grosso modo, andrebbe ad allagare
tutta quella parte di territorio fino su alla tangenziale, e quindi sarebbe coinvolta dall'allagamento anche l'area di Padova Est, sulla quale vogliono realizzare questa struttura. Padova Ovest ha lo stesso tipo di problema, e dal punto di vista di questi fenomeni Padova Est e Padova Ovest sono equivalenti, e non vuol dire che io non posso realizzare l'ospedale come vogliono fare a Padova Est, ma prima, secondo me, devono mettere in sicurezza idraulica il territorio e dopo fare l'ospedale, no? E invece vedrà, faranno l'ospedale, faranno dei bei sotterranei in modo che l'acqua ci possa andare giù più facilmente, e questa è la scelta, come sempre, fatta da pianificatori che in realtà di pianificazione si intendono poco, perché se io voglio davvero pianificare un territorio, la prima domanda che mi devo porre è: dal punto di vista idraulico, qual è la condizione di questo territorio? Questa è una domanda che nessuno si è mai posta. Certo, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, è stato davvero molto piacevole averla ospite, professor Dal Paus. Adesso mi risponda tra me e lei, cosa farà da grande? È il nonno. È solo il nonno? Non può dire qualche cosa in capitolo? Sì, scrivo qualche ricordo, no? E sto scrivendo qualche ricordo, ecco. E quindi non potrà mai più intervenire nei palazzi per dire la sua e per far capire alla gente. Io non è che ho avuto grande fortuna da questo punto di vista. Forse l'unico, non lo so, l'unico che mi ha forse un po' ascoltato è stato il presidente Zaia e l'assessore Bottacin, perché è ingegnere di formazione, quindi credo che forse questo aiuti anche a capire meglio certe obiezioni e certe osservazioni. Ma fa parte, come dire, della vita. A qualcuno piaci, a qualcun altro piaci meno. Non mi piace chiamarlo nonno per la strada, mi piace più chiamarlo professor Dal Paus. Sì, vabbè, il mio tempo di professore è passato. È passato. Mi auguro di no per quanto riguarda invece i temi che abbiamo ragionato in questa trasmissione, che qualcuno richieda anche la sua assistenza che è di esperienza notevole per sistemare un attimino questo territorio che è ancora molto fragile e traballante. È stato davvero un piacere averlo avuto ospite, professor Dal Paus. Davvero Sono grazie. io a ringraziare lei per avermi dato questa possibilità. Grazie professor Dal Paus, invece do appuntamento a mercoledì prossimo con un'altra puntata di Primus Inter Pares. Buonanotte.